Pazzesco. Bene. Partecipazione diretta a un incontro pubblico da parte dei cittadini via web, non che non ti fanno entrare nel tuo comune perché c'è la legge sulla privacy. Firmi, chiunque cittadino ha il diritto di firmare, è casa tua e sono i tuoi dipendenti. Devi sapere tutto di quello che... Referendum sia abrogativo che propositivo senza quorum. Vuol dire che siamo noi che decidiamo se fare la via d'acqua o se fare sto cazzo di Veneto City. Siamo noi che decidiamo dove vanno i nostri soldi. È la prima prova di democrazia con referendum propositivo. Allora, 1, 2, 3, a casa! A casa! A casa! Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Maccis, sono un impiegato, mi occupo di logistica. Volevo dire che dopo la sanità e dopo il lavoro come priorità viene la salvaguardia del territorio e la sicurezza idrogeologica di un territorio. Come possiamo pensare che uno metta su famiglia, metta su una casa su un terreno dove c'è rischio idrogeologico? Neanche non si viene a investire in un territorio dove è rischio idraulico. Quindi noi dobbiamo programmarci le priorità nel nostro territorio, come qui è importante l'idrovia Padova-Mare che eviterebbe le alluvioni come quelle del 1966 con 40 milioni di metri cubi d'acqua. Abbiamo presentato su questo una convocazione a conferenza servizi da richiedere al governatore Zaia e non ci ha convocato. Abbiamo presentato un'interrogazione europarlamentare su questo e nessuno ci ascolta. Immaginate questi 40 milioni di metri cubi d'acqua che arrivano da monte. Ci serve 1 chilometro quadrato per lato profondo 400 metri. Dove lo troviamo con questo territorio urbanizzato? Solo l'idrovia Padova-Mare corrisponde a questa necessità, non le camionabili, non le infrastrutture a finanza a progetto che vi indebitano come gli ospedali e poi fra 2 anni vi arriverà il conto da pagare perché la Regione non vuole sentire ragioni su questo, crea un debito occulto sulle vostre spalle. Bravo! 1, 2, 3, a